Pasqua si avvicina e molti di voi mi avete scritto in privato, nei commenti, ma la frolla, quella perfetta, quella profumata, per la pastiera napoletana, qual è? Io tengo la mia ricetta, se la volete fare, pigliate carta e penna e venite a presa a me. 400 g di zucchero, io ho usato 200 g di zucchero bianco e 200 g di zucchero di canna. 4 uova intere, fialetta di vanillina e una fialetta di aromi d'arancio, perché questa è proprio quella là per la pastiera, super profumata come me l'avete chiesta voi. Adesso montiamo tutto. Adesso alle uova che abbiamo sbattuto io aggiungo una vallée intera, questa qua più burro. Voi se volete potete usare solo burro, questa è 250 grammi, potete usare anche 250 grammi di burro oppure 200 grammi di sugna, come preferite. A me mi piace molto questa vallea qua e uso questa qua. Prendete la grattugia e facete una bella grattata, vedete, arancia e anche un po' di limone. Decidete voi la quantità, a me mi piace molto profumata e quindi ne gratto più della metà. Abbiamo una bustina di lievito Pane Angeli. Ecco qua. E adesso facciamo l'ultima mescolata con il frullino. Tutto insieme, il burro, la vallea, quella là che io ho usato, oppure la sugna come preferite, le uova, zucchero e tutti gli aromi che abbiamo messo. Facciamo diventare tutto una crema. Tutto il mesca francesca che abbiamo preparato dobbiamo unire 1 chilo di farina 00. In realtà unitene 900 grammi perché dopo gli altri 100 grammi ci serviranno per far accorpare tutto. E iniziate a mescolare, ragazzi. È oro, vedete? Allora adesso preparatevi gli altri 100 grammi di farina che vi ho detto sulla spianatoia e togliete tutto il mesca francesca, ecco qua, dal contenitore dove avete fatto l'impasto e ve lo versate su un piano da lavoro e iniziate a lavorarlo finché non diventa una bella palluccella. Ecco qua, vedete? Deve avere questa consistenza, poi man mano, vedete che è una nuvola, man mano vedete che si accorpa. Ecco qua, guardate qua che meraviglia, ecco qua, è pronta, ecco il profumo. Questa pasta frolla dovrà riposare 3-4 ore, io la metto in un contenitore, mi sono pochi farina e la metto a riposare così. Buona napoletana, ci faccia la croce come ce la facette Santa Chiara con Puppano. Ecco qua, perché la lievitazione, ricordatevi, non è magia. A te dovete usare, la cacciate dal frigorifero una mezz'oretta prima, la stendete sul piano di lavoro, mettete un po' di farina qua e un po' di farina sotto, poi pigliate un mazzariello e facete una bella mazziata. Ecco qua, questa è la pasta frolla perfetta per la base della pastiera napoletana, ma ci potete fare anche i biscottini, ci potete fare una crostata di marmellata, una crostata con crema al limone, magari voi facete pure i cileni pieni di zucchero, come il Mahmood. Va bene? Io vi abbraccio e vi auguro una buona giornata a tutti quanti.